Siamo a Portalba, una delle più belle porte cittadine, insieme a Porta Nolana, Porta Capuano e Porta San Gennaro, costituisce le ultime porte ormai sopravvissute del centro antico della città. Questo luogo nacque per l'insistenza del popolo napoletano per trovare un passaggio diretto col mercato dei generi alimentari, frutta e verdura soprattutto, che era il largo del Mercatello, l'attuale Piazza Dante. A fine Settecento però questo luogo diventerà un luogo di tipografia, un luogo di cultura, un luogo caratterizzato dalla presenza di un numero altissimo di libri. Però voi sapete che questa è una città di spiriti, sparatille, fantasmi, fantasmiti, di miti e di leggende. E secondo voi a Portalba non è legata pure una leggenda? Sì, a Portalba era il regno di uno spirito che ancora oggi aleggia su questa piazza, lo spirito di Maria la Rossa. Beh, siamo nel Cinquecento. Maria Rossa era una donna che aveva una chioma rosso fuoco, abitava all'interno delle mura cittadine, ma non c'era ancora Portalba. Lei si era innamorata di Michele, che era un conciatore di pelli che era all'esterno della città, e quindi fra i due c'erano solamente questa corrispondenza d'amorosi sguardi. Non si erano mai potuti unire, ma nel 1625 il duca d'Alba crea la Porta Alba, e allora finalmente fra i due sboccia l'amore. Grande matrimonio, grande felicità. Ma come è noto, dopo i confetti vengono i difetti, e fu così che la leggenda racconta che la nostra Maria Rossa cominciò lentamente a trascurarsi dopo il matrimonio, cominciò a degradarsi, a degenerare mentalmente, anche fisicamente. La gente la evitava, ne aveva addirittura paura, la temevano. Fu additata da tutti come una strega, come una fattucchiera, come una ianara. Diventò la strega di Portalba. E il destino che toccava alle streghe, alle ianare, alle fattucchiere è noto, quello di essere condannate a morte. Lei venne ingabbiata, messa in una gabbia, messa appesa con un gancio in verticale, fu lasciata morire in questo modo. Ma, e questo avvalora ancora il suo ruolo di ianara, di fattucchiera, incredibilmente il corpo, invece di cominciare a decomporsi, cominciò a pietrificarsi. E ancora oggi, fra le librerie, le cartolerie, le tipografie, i libri di Portalba, aleggia il mistero di Maria Rossa, storia che ha ispirato anche tanti artisti napoletani. Questa è una stampa di un grande artista napoletano che è Lunedì Bibo, e che appunto ha realizzato Maria Rossa. Beh, Maria Rossa però c'è da dire che è una ianara acculturata. Immaginate quanti libri ha il tempo di leggere durante la notte. La ianara in senso stretto in realtà è la strega di Benevento, quelle che si riunivano intorno a quel noce, il noce magico di Benevento. Il nome ianara forse deriverebbe da Dianara, ovvero le sacerdotesse della dea Diana, dea della natura, dea della caccia, ma anche dea della luna, ed è per questo motivo che la luce del giorno è la grande nemica della ianara. Era una delle tante streghe che popolava i racconti della tradizione agreste. Ma in realtà pure qui in città, proprio a pochi metri da dove siamo, sotto la Basilica della Pietrasanta, sembrerebbero venute fuori reperti antichi che sarebbero resti dell'antico tempio dedicato alla dea Diana, quindi dea della caccia, anche qui nel centro storico. Ma c'era una differenza sostanziale, perché a Benevento le streghe, le ianare cavalcavano la scopa, a Napoli invece andavano a cavallo. La scopa per esempio è riprodotta finanche sulle maglie del calcio del Benevento Calcio, della bandiera del Benevento Calcio c'è la strega sulla scopa. A Napoli invece andavano a cavallo, e i racconti dei nostri genitori erano proprio riferiti a tutte queste ianare, a queste streghe che a Napoli rubavano i cavalli. Sì, a Napoli gli anziani raccontavano ai bambini che le ianare andavano, rapivano il cavallo e lo facevano correre tutta la notte. La mattina sto cavallo era sudatissimo, con la criniera tutta intrecciata. E allora, per evitare che facesse danni, bisognava mettere una scopa di saggine all'ingresso della stalla, o un secchio con dei granelli di sabbia o di sale, perché lei, la ianara, si sarebbe attardata a contare tutti i fili della saggina, e per questo motivo insomma si sarebbe fatto giorno, e la luce del giorno è la grande nemica della ianara, e lei sarebbe dovuta scappare. In lingua napoletana ianara è anche un epiteto che si rivolge a quelle donne triviali, plebee, a quelle donne rissose, vocianti per la sa, che lei è una ianara. Ecco, una ianara
utilizzato anche da Roberto De Simone, naturalmente nella scena delle ingiurie della gatta Cenerentola, anzi la strega, la fattucchiera utilizzata in questo caso è una Janara catarrosa, peggio ancora, quindi non solo è mostruosa e malvagia, è una stregaccia, ma per di più è affetta da catarro, quindi è lercia, è sporca, una Janara catarrosa, la lingua napoletana.